Buon pomeriggio e bentrovati. Inizierei questo webinar partendo dalla parte più semplice, le presentazioni. Sono Silvia Simone, una tutor dell'apprendimento e interverrò in questo webinar assieme alla mia collega Gaia Franzoso, esperta di processi formativi e di orientamento. Entrambe lavoriamo per ENAIP e siamo qui per tenere un webinar per parlare di come l'orientamento rappresenti un alleato molto importante nella sfida agli stereotipi. Il nostro scopo è quello di, attraverso questo webinar, fornire spunti di riflessione ma anche strumenti concreti da applicare in un contesto quotidiano di cura e supporto delle giovani menti in formazione per contrastare gli stereotipi. Nella prossima slide potremo vedere come è strutturato questo webinar. Avrà durata di un'ora e si compone di due parti principali. Nella prima sarà mia premura costruire una cornice teorica all'interno della quale comprendere che cosa sono gli stereotipi, qual è la loro funzione cognitiva e quali sono gli effetti che hanno a livello individuale e a livello della società. Approfondiremo in particolare l'effetto Pigmalione e lo stereotype threat come due esempi degli effetti che gli stereotipi hanno quando li proiettiamo nei confronti dell'altra persona o quando sono proiettati su di noi, quindi quando noi stessi rientriamo in una categoria stereotipata. Cercherò di essere quanto più concreta possibile fornendo esempi, ma poi lascerò la parola alla mia collega, la quale, grazie alla sua esperienza come orientatrice, vi fornirà dimostrazioni ed esempi di come gli stereotipi quotidianamente modificano e determinano le nostre decisioni e di conseguenza la nostra vita, e vi illustrerà come un orientamento consapevole e ben strutturato può essere uno strumento utile a disposizione di insegnanti, genitori e delle figure di orientamento, quindi le figure del settore, le quali sono direttamente coinvolte nella formazione dei giovani non solo come studenti e studentesse, ma anche come futuri lavoratori e lavoratrici, ma soprattutto come persone. Lo ripeto, il webinar avrà durata complessiva di un'ora. Inizierei la costruzione della cornice teorica facendo una riflessione, fermandoci a riflettere su come la società moderna mostri sempre maggiore sensibilità nei confronti di temi delicati come le discriminazioni sociali. Infatti attualmente sono in atto degli interventi volti a contrastare i comportamenti discriminatori e anche a tutelare chi dichiara di essere vittima di discriminazione, e anche se con qualche passo indietro e con un po' di lentezza per certi aspetti, la società mette in atto questi interventi con lo scopo di raggiungere un'integrazione sociale tale da non lasciare più spazio ai comportamenti discriminatori nel rispetto e nella tutela della diversità individuale. Nella prossima slide, proprio con l'obiettivo di creare una cornice teorica, partirei dalla definizione di che cos'è una discriminazione sociale. Infatti non è importante solamente riconoscerla nell'altro, è importante comprendere l'origine dei comportamenti discriminatori, e quindi la società deve intervenire per sensibilizzare i singoli individui affinché siano consapevoli di cosa può scatenare un comportamento discriminatorio e sia quindi in grado di riconoscerla nel proprio comportamento. Per discriminazione sociale si intende il trattamento particolare dal carattere negativo, dannoso e anche violento riservato ad un particolare gruppo sociale da parte di un altro gruppo. Il comportamento è finalizzato a creare una distanza fra l'in-group, ovvero il proprio gruppo sociale, e l'out-group. Questa distanza è creata con un favoritismo nei confronti dell'in-group, quindi viene sottolineato il carattere positivo del proprio gruppo sociale e viene evidenziato come i membri siano tutti simili e uguali, mentre tutta questa valutazione va a discapito dell'out-group, i cui membri sono etichettati in base alle loro caratteristiche negative che descrivono l'altro gruppo sociale.
Le discriminazioni sociali possono avere luogo in vari ambiti della vita quotidiana, nell'ambito lavorativo, scolastico, a livello politico e anche in generale nelle interazioni sociali quotidiane. Riconoscerle è importante, ma soprattutto dobbiamo comprendere qual è la loro origine. Per discriminazione sociale si intende l'espressione comportamentale di un pregiudizio. Possiamo definire il pregiudizio come un atteggiamento negativo rivolto a un individuo sulla base della sua appartenenza a un gruppo sociale, ad un outgroup, quindi non al nostro. E questo atteggiamento negativo parte da un'opinione su oggetti, eventi e persone non documentata. Allport, uno fra i più famosi psicologi sociali, definiva il pregiudizio come un ragionar male su qualcuno senza una ragione sufficiente, e questa definizione sottolinea due aspetti importanti del pregiudizio: il valore negativo e il giudizio infondato. È intuibile come il pregiudizio possa sottendere un comportamento discriminatorio e anzi a livello sociale i comportamenti discriminatori alle volte si fanno forza sul pregiudizio per potersi giustificare. Ma non tutti i pregiudizi trovano un'espressione a livello comportamentale. Questo grazie e in conseguenza a vincoli normativi, sociali o politici che impediscono l'espressione negativa del pregiudizio, che di conseguenza rimane latente. Un pregiudizio non espresso a livello comportamentale col tempo si indebolisce oppure muta la sua forma, trovando un modo di esprimersi a livello comportamentale in maniera socialmente più accettabile, di conseguenza divenendo leggermente più difficile da rilevare con i tradizionali strumenti a nostra disposizione. Con la prossima slide infatti abbiamo modo di vedere come tuttora esista un gap di genere a livello di tasso di occupazione a discapito delle donne. Oggi non è né socialmente né legalmente accettabile l'ostacolo posto alla carriera lavorativa di una donna. Ciò nonostante i dati dimostrano che tuttora l'impiego femminile è nettamente più basso rispetto a quello maschile, e questa è l'espressione sociale di una disuguaglianza a livello di cittadinanza, di generazione e anche di opportunità. Torniamo con la prossima slide al nostro triangolo che dimostra come le discriminazioni sociali poggiano sul pregiudizio, e adesso comprendiamo l'origine del pregiudizio. Il pregiudizio, che sia che trovi espressione comportamentale sia che rimanga non espresso, presenta un versante cognitivo e un versante emotivo. Il versante cognitivo è composto da quelle informazioni che l'individuo utilizza per basare la sua opinione, e il versante emotivo invece è rappresentato dalla reazione appunto emotiva che ha l'individuo sulla base di queste informazioni prese in analisi. Lo stereotipo rappresenta la componente cognitiva del pregiudizio, quindi l'insieme di informazioni sul quale il pregiudizio poggia. Nella prossima slide avremo modo di capire bene cos'è lo stereotipo, e quindi arriviamo al cuore di questa cornice teorica. Per stereotipo si intende una generalizzazione di credenze condivise riguardanti le caratteristiche dei membri di una categoria sociale, e adesso capiremo insieme che cosa si intende per categoria sociale e quali sono le credenze condivise. La categoria sociale è un tipo particolare di categoria mentale, ovvero uno schema cognitivo che ognuno di noi costruisce riguardo a gruppi sociali di persone accomunati da qualche caratteristica, che può essere per esempio una caratteristica fisica come l'età, il colore della pelle, il genere, ma possono essere anche differenti come le caratteristiche economiche delineate dallo status socio-economico dell'individuo stereotipato. Le categorie sociali, in generale le categorie mentali, sono frutto del processo di categorizzazione. Il processo di categorizzazione è quel processo cognitivo che ogni individuo mette in atto spontaneamente e senza rendersene conto, e che ci permette di semplificare l'elaborazione delle informazioni.
Grazie al processo di categorizzazione, infatti, i processi alla base dell'elaborazione delle informazioni, ovvero il processo di interpretazione, analisi e immagazzinamento in memoria delle informazioni provenienti dall'ambiente circostante, è semplificato perché vengono create queste categorie mentali che possiamo immaginare come fossero delle scatole all'interno delle quali noi poniamo oggetti, eventi e persone accomunati da caratteristiche condivise. Il processo di categorizzazione è importante a livello cognitivo non solo perché ci semplifica questa operazione, ma anche perché riduce il carico cognitivo a cui siamo sottoposti quotidianamente. Le informazioni che noi analizziamo ogni giorno nel momento in cui ci collochiamo nel nostro ambiente sociale sono infinite, ma non le analizziamo tutte. Infatti il processo di categorizzazione, creando queste categorie mentali, opera una successiva selezione delle informazioni prese in analisi dall'individuo. Questo sempre a livello automatico e inconsapevole. L'individuo quindi il processo di categorizzazione ci permette di filtrare le informazioni che ci interessano in base alle categorie mentali. In psicologia sociale è chiamato effetto primacy il processo che ci porta a elaborare le informazioni sulla base delle informazioni elaborate in precedenza. Quindi le categorie mentali che noi costruiamo prima influenzano la costruzione delle successive categorie mentali e la selezione delle informazioni che andranno a riempire queste categorie. Sono stati condotti numerosi studi al riguardo soprattutto l'effetto primacy, ed è stato anche dimostrato che lo stereotipo parte in maniera automatica nella valutazione delle informazioni e le influenza di conseguenza. È stato dimostrato in particolare che le categorie sociali basate sul genere e sull'etnia si pongono spesso come base per l'elaborazione delle informazioni future. Inoltre, studi recenti hanno anche dimostrato che la categorizzazione sulla base del genere attraverso la socializzazione si sviluppa anche in bambini di età prescolare, ovvero in bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni, i quali verranno di conseguenza influenzati da questo modo di categorizzare a livello di abitudini di gioco o selezione del compagno di gioco. Le categorie mentali quindi rappresentano una necessità a livello cognitivo perché semplificano e riducono il carico cognitivo. Lo stereotipo rappresenta un limite perché ci impedisce di andare oltre la categoria mentale, in particolare oltre la categoria sociale. Infatti lo stereotipo, come dice Lippmann all'interno di Public Opinion, e Lippmann era un giornalista statunitense ed è stato il primo a utilizzare il termine stereotipo proprio per indicare il condizionamento operato dai mass media a livello del pregiudizio sociale. Lippmann descrive lo stereotipo come un cuscinetto che si frappone fra l'osservazione e il fatto. In particolare Lippmann descrive gli stereotipi come immagini mentali ereditate dalla società attraverso la socializzazione e preconfezionate dalla società. Ed ecco perché nella definizione iniziale abbiamo parlato di credenze condivise. Gli stereotipi hanno una forte connotazione sociale, una forte influenza sociale. Perché parla di immagini mentali preconfezionate? Perché come osserva Lippmann, spesso gli stereotipi ereditati dalla società sono relativi a una realtà di cui l'individuo non ha avuto diretto contatto. Se ci soffermiamo un attimo a riflettere, non è difficile individuare uno stereotipo che abbiamo socialmente appreso e che però riguarda un aspetto della realtà con cui non abbiamo avuto diretto contatto. Facciamo per esempio riferimento allo stereotipo negativo sugli immigrati che arrivano in Italia, che non hanno voglia di lavorare e che sono tutti criminali. Se ci fermiamo a riflettere, notiamo che non abbiamo avuto oggettivamente contatto con tutti gli immigrati che sono arrivati in Italia, né con un numero sufficiente per poter operare una generalizzazione su base statistica. Di conseguenza
questo stereotipo inizia a perdere un pochino il suo potere, ma se ci fermiamo ancora a riflettere ci renderemo conto che sono più i contatti positivi avuti con gli immigrati arrivati in Italia e ben inseriti nel tessuto sociale. Ciò nonostante, questo stereotipo continua a perdurare e a influenzare il nostro sistema di valutazione. Nella prossima slide vedremo come in base alle caratteristiche generalizzate si possono creare stereotipi negativi e stereotipi positivi. Per stereotipi negativi intendiamo per esempio lo stigma sociale sugli immigrati di cui abbiamo parlato prima, o possiamo fare l'esempio dello stigma delle donne che non sanno guidare, o delle persone con disabilità che sono tutte deboli e infelici, o degli uomini che non piangono. Per stereotipo positivo possiamo far riferimento per esempio allo stereotipo riguardante la particolare sensibilità ed empatia tipica delle donne o delle persone con disabilità, o della grinta tipica degli uomini. Non bisogna farsi fuorviare dalle etichette negativo e positivo, perché comunque si tratta di una generalizzazione, quindi di una semplificazione nel nostro processo di valutazione. Lo stereotipo, e lo ripeto, ci spinge a considerare solo le caratteristiche condivise all'interno della categoria sociale e ci impedisce di guardare l'individuo per quello che è realmente, perché non consideriamo tutte l'insieme di caratteristiche di unicità e personalità che caratterizzano l'individuo, ma lo vincoliamo alla categoria sociale di appartenenza. Inoltre, per stereotipi positivi non si intende niente dalle conseguenze positive. Facciamo un esempio. Pensiamo di nuovo allo stereotipo delle donne sensibili ed empatiche. Il significato che viene dato a livello sociale a questo stereotipo, applicato nel contesto lavorativo, ha una incidenza significativa sulle possibilità concrete che ha una donna a parità di carriera, di abilità e di titoli di raggiungere alte cariche dirigenziali se messa a confronto con un uomo, il quale, sempre sulla base degli stereotipi positivi di genere, è naturalmente in possesso di tutte quelle caratteristiche che lo rendono per sua natura un leader. Quindi, in base al significato che viene dato alle caratteristiche generalizzate, le conseguenze a livello sociale possono essere significative. Quindi uno stereotipo culturalmente condiviso può divenire così forte da influenzare l'elaborazione delle informazioni del singolo, spingendolo verso bias di conferma che rafforzano lo stereotipo stesso. Per bias di conferma intendo distorsioni cognitive che ci portano a considerare solamente gli elementi coerenti con lo stereotipo, non guardando gli elementi che lo confuterebbero. Passando alla prossima slide, possiamo vedere come il nostro sistema di valutazione delle informazioni distorto dai bias porta lo stereotipo ad autoalimentarsi. Attraverso la selezione delle informazioni, come ho detto prima, valutiamo solo le informazioni coerenti con lo stereotipo, non siamo con difficoltà, consideriamo le informazioni o i fatti che lo confutano. E le informazioni e i fatti che confuterebbero, quindi si mostrano incoerenti rispetto allo stereotipo, attraverso un processo di attribuzione causale, finiscono con l'essere etichettati come eventi casuali, fortuiti, eccezioni, che quindi non possono contrastare o confutare la regola definita dallo stereotipo. Inoltre, influenzando il nostro modo di elaborare le informazioni, lo stereotipo ha delle ripercussioni anche a livello comportamentale, spingendo l'individuo non solo a ragionare in maniera coerente e parallela allo stereotipo, ma anche ad agire in questo modo, finendo a realizzare quelle che in psicologia sono chiamate profezie che si autoavverano. Ricapitolando, quindi, gli stereotipi hanno delle conseguenze sul singolo a livello comportamentale, con le profezie che si autoavverano, ma anche in generale con il comportamento discriminatorio. Influenzano il modo in cui l'individuo elabora le informazioni relative a sé e all'altro e di conseguenza ha delle ripercussioni sulla costruzione dell'identità sociale del singolo. Non possiamo non considerare la natura sociale dell'essere umano e di conseguenza queste influenze a livello comportamentale e di valutazione si ripercuotono sulla società. Passiamo adesso all'effetto Pigmalione.
Passiamo adesso all'effetto Pigmalione, che dimostra come un nostro comportamento ha delle ripercussioni sull'altro con cui interagiamo. In particolare l'effetto Pigmalione, che prende il suo nome dal mitico re di Cipro, il quale scolpì una statua a forma della sua donna ideale e finì con l'innamorarsene. L'effetto Pigmalione infatti parla proprio di come le aspettative che noi riponiamo sull'altro influenzano il nostro comportamento nei confronti dell'altro e di conseguenza il comportamento dell'altro nei nostri confronti, spingendolo al meccanismo delle profezie che si autoavverano di cui abbiamo parlato prima. Pensando allo specifico contesto scolastico, gli studi di Rosenthal e Jacobson hanno dimostrato che le aspettative proiettate dall'insegnante nei confronti dello studente all'interno della relazione docente-studente hanno delle ripercussioni sulla condotta, sulla valutazione dello studente, sulla sua carriera. Le conseguenze esercitate dell'effetto Pigmalione, cioè come l'effetto Pigmalione influenza l'individuo, lo influenza sempre a livello di comportamento inconsapevole, facendogli aumentare la quantità di input e output o la qualità dei feedback forniti e modificando l'espressione dell'affettività e il linguaggio adottato. Facciamo un esempio. Pensiamo al contesto dell'interrogazione in cui c'è la relazione docente-studente uno ad uno. Nel momento in cui l'insegnante proietta sullo studente delle aspettative positive, aumenterà la quantità di input e output forniti allo studente, esprimerà feedback correttivi e più feedback positivi, mostrerà le aspettative positive attraverso un'affettività manifestata dal comportamento, anche dal linguaggio non verbale, e adotterà un linguaggio anche banalmente usando più parole per comunicare con lo studente, riformulando magari la domanda durante l'interrogazione. Questo perché è convinto che lo studente sia in possesso della domanda. Banalmente aspetta anche più tempo per ottenere la risposta dallo studente, proprio perché le aspettative sono positive. Al contrario, se le aspettative sullo studente sono negative, l'insegnante involontariamente manifesterà queste aspettative non dando suggerimenti, perché sarebbero inutili, in quanto lui si aspetta che la risposta allo studente non la sappia, aspettando meno tempo, manifestando anche la sua aspettativa negativa con un'espressione comportamentale che ha delle ripercussioni sullo studente, il quale manifesterà magari maggiore stress, frustrazione, arrivando a inficiare la sua stessa prestazione. Perché parlare dell'effetto Pigmalione quando si parla di stereotipi? L'effetto Pigmalione parla delle aspettative e le aspettative possono essere fuorviate e limitate dagli stereotipi che possiamo avere nei confronti della persona con la quale interagiamo. Passiamo adesso allo stereotype threat. Ho voluto parlare dello stereotype threat in quanto descrive la situazione sociale in cui noi siamo vittime di stereotipizzazione, quindi noi rientriamo in una categoria sociale stigmatizzata. Infatti l'individuo è influenzato dal pregiudizio non solo quando lo proietta nei confronti dell'altro nell'interazione con l'altro, ma anche quando egli stesso è consapevole di rientrare in una categoria stigmatizzata. Secondo Allport, la conferma dello stereotipo negativo sul proprio gruppo sociale di appartenenza è fra gli effetti più dannosi del pregiudizio, in quanto in presenza di una forte identificazione fra l'individuo e la categoria di appartenenza, confermare uno stereotipo negativo sulla categoria significa confermare uno stereotipo negativo su se stesso, come fosse una caratteristica personale. Per stereotype threat, che in italiano è tradotto con l'espressione minaccia di stereotipo, infatti si intende quella situazione sociale in cui l'individuo, minacciato dall'esistenza di uno stereotipo sulla propria categoria sociale di appartenenza, finisce con l'agire in maniera coerente con lo stereotipo, confermandolo di conseguenza non solo come caratteristica del gruppo, ma anche come caratteristica individuale. Questo può in maniera intuitiva avere delle ripercussioni sulla costruzione sociale dell'identità sociale dell'individuo, sulla sua rappresentazione sociale, quindi su come lui si percepisce all'interno del suo gruppo. Lo stereotype threat è stato confermato a livello sperimentale da tantissimi studi. Voglio
concentrare la vostra attenzione sugli studi che hanno confermato l'influenza degli stereotipi relativi alle differenti abilità matematiche rispetto a due categorie sociali: categoria di genere, quindi in un confronto maschio-femmina, e categoria su base etnica, in un confronto fra studenti americani e studenti afroamericani. Nelle condizioni sperimentali strutturate all'interno di questi studi, lo stereotipo era reso saliente, era portato alla luce con varie strategie, e è stato dimostrato con delle statistiche che portare alla luce, rendere saliente lo stereotipo relativo alle differenti abilità inficiava le prestazioni dei membri che rientravano nella categoria considerata svantaggiata. Quindi nel confronto maschio-femmina erano i soggetti femminili a manifestare una prestazione più bassa. Nel confronto studenti americani e studenti afroamericani, la categoria svantaggiata era considerata lo studente afroamericano. Nella condizione di controllo presentata in questi studi, in cui lo stereotipo non era reso saliente ma rimaneva latente, le prestazioni maschio e femmina, studente americano e afroamericano, non mostravano una differenza statisticamente significativa. Quindi oggettivamente le condizioni di controllo dimostravano che non vi erano differenze nelle abilità, ma le prestazioni della categoria svantaggiata veniva inficiata dalla consapevolezza, dalla minaccia dell'esistenza dello stereotipo, in quanto aumentava il disimpegno, la convinzione che la propria prestazione sarebbe stata effettivamente negativa, e questo aveva la percezione del fallimento, e questo ha delle ripercussioni oggettive sulla prestazione. Concludo con l'ultima slide e poi passo la parola alla mia collega facendo un'ultima osservazione. È vero che ho sottolineato spesso come i meccanismi alla base del condizionamento operato dagli stereotipi abbiano un meccanismo automatico, un'origine involontaria, ma è anche vero che non bisogna considerare l'individuo come una vittima passiva degli stereotipi, succube del meccanismo di categorizzazione. La conoscenza rappresenta un'arma potentissima e a nostra disposizione. Essere consapevoli di che cosa sono gli stereotipi, di come funzionano e come ci possono influenzare, ci può fornire gli strumenti necessari per riconoscerli nel nostro modo di ragionare, e noi possiamo di conseguenza andare oltre la categoria sociale nella quale lo stereotipo ci vincola. E inoltre conoscere l'altro, creare contatti intergruppi, siano questi diretti o indiretti, limita gli effetti della categorizzazione in group e out group e riduce la distanza fra il noi e il loro. Adesso passo la parola alla mia collega che attraverso la sua esperienza renderà più concreta il mio costrutto teorico. Allora, buon pomeriggio a tutti, ringrazio intanto la collega. Io mi ripresento, sono Gaia Franzoso e mi occupo di orientamento, in particolare di orientamento scolastico. Il mio ruolo in quest'ultima mezz'ora di webinar sarà quello un po' di fornirvi una panoramica di come l'orientamento possa agire e combattere gli stereotipi, decostruendoli e creando consapevolezza. Noi fino ad ora con la collega abbiamo ragionato su come di fatto lo stereotipo influenzi l'autopercezione da una parte, la percezione dell'altro, e quindi lo stereotipo influenza la prestazione dell'individuo e ne influenza proprio la costruzione dell'identità sociale. In che modo l'orientamento si colloca in tutto questo? L'orientamento diciamo è consapevole della natura sociale dell'individuo, e quindi come dire, noi sappiamo che non possiamo considerare l'individuo a prescindere dal proprio contesto, dal contesto entro cui si colloca. E vedrete che parleremo molto di contesto perché è fondamentale da prendere in considerazione. Passiamo alla prossima slide perché dobbiamo, diciamo, fare un passo indietro, cioè
dobbiamo allinearci su che cosa intendiamo per orientamento. E diciamo che ormai la così, definizione ampiamente condivisa di orientamento è quello di orientamento permanente, così come diffuso anche, vedete, dalle linee guida nazionali ministeriali del 2014. In che senso orientamento permanente? L'orientamento ormai non è più considerato come, diciamo, qualcosa che entra in gioco ehm, quando avviene un momento di transizione nella vita della persona, quindi per esempio il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, il passaggio dall'università al mondo del lavoro o un cambio di lavoro. L'orientamento nell'ottica permanente interviene lungo tutto l'arco della vita della persona. E come lo fa? Lo fa fornendo alla persona strumenti, strategie affinché l'individuo possa affrontare il processo decisionale in maniera autonoma e, come dire, pienamente consapevole di essere padrone della propria vita e di essere in grado di svolgere delle scelte consapevoli. Quindi, diciamo, già in questo modo ci rendiamo conto che l'orientamento oggi deve necessariamente prendere in considerazione molteplici livelli. Passando alla prossima slide, iniziamo proprio a diciamo, individuarli. Li abbiamo rappresentati come, vedete, dei cerchi concentrici. In che senso? Durante appunto il webinar li prenderemo in considerazione uno ad uno, capendo in che modo per ognuno di essi l'orientamento può intervenire. Partiamo da quello più centrale, livello micro l'abbiamo definito. Sarebbe la persona, l'individuo, che è proprio il cuore degli interventi di orientamento. Come lavoriamo a livello micro? Lavoriamo sullo sviluppo della consapevolezza individuale. In che modo lo vedremo dopo. Spostandoci a livello medio o meso, noi dobbiamo necessariamente prendere in considerazione che l'individuo non è una bolla, non è qualcosa di isolato, ma attorno all'individuo c'è tutta quella che noi definiamo esperienza vicariante, che comprende le figure di riferimento della persona, e vedrete, già ne abbiamo intuito con la collega l'importanza, lo riprenderemo e lo approfondiremo, e quindi tutto il ruolo dell'apprendimento e dell'esperienza individuale. Va però considerato anche il livello, quello più esterno, il cosiddetto livello macro, quello del contesto nel quale siamo inseriti. Cosa intendo per contesto nel quale siamo inseriti? Intendo proprio la nostra società con tutti i processi che ne fanno parte, la globalizzazione, le nuove tecnologie, le politiche. Ecco, molto spesso noi vediamo il contesto come un qualcosa di distante, e quindi qualcosa che in fondo non ci riguarda perché non possiamo fare nulla per cambiarlo. Però, e iniziamo a parlarne nella prossima slide, un orientamento attento alla sfida posta dagli stereotipi non può non tenerne conto. Perché? Quali sono le caratteristiche del nostro contesto? Sicuramente una ampissima varietà di informazioni. Pensiamo solo, io come vi dicevo mi occupo prevalentemente di orientamento scolastico, quindi vedrete vi porterò esempi tratti appunto da questo ambito. Pensate all'enorme varietà di offerta formativa dopo la scuola media, ma ancora di più dopo una scuola superiore, e in generale l'ampia varietà di informazioni che ci circondano e il facile accesso alle informazioni che ci circondano e la velocità anche dei processi di comunicazione. Ecco, questo è sicuramente qualcosa di estremamente positivo. Le possibilità attorno a noi sono tantissime. Tuttavia, l'abbiamo visto prima con la collega, qual è il rischio quando le informazioni attorno a noi sono così tante?
un individuo umanamente non può conoscere tutto, non può aver fatto esperienza di tutto ciò che lo circonda. E allora il meccanismo proprio a livello cognitivo che può instaurarsi è la categorizzazione, la semplificazione, rendere lineare ciò che in realtà non può essere semplificato. È qui che l'orientamento può e deve intervenire. E come può farlo? Fornendo all'individuo chiavi di lettura del contesto, quindi proprio dando degli strumenti per analizzare e discernere le informazioni che lo circondano, non semplificandole, perché l'abbiamo capito, il contesto che ci circonda è talmente complesso che non possiamo cedere alla tentazione di leggerlo in modo superficiale, ma invece possiamo fornire ai ragazzi, alle persone, le chiavi di lettura giuste. Quindi l'orientamento non semplifica, ma apre delle finestre sulla complessità delle cose. Certo, l'altra faccia della medaglia è che il contesto attuale è caratterizzato da una forte incertezza, quindi noi dobbiamo dare alle persone gli strumenti per essere in grado di gestire questa incertezza, di muoversi in questa autonomia e sfruttarla, anziché diciamo farsi sopraffare da essa. Come possiamo farlo? Iniziamo a vederlo nella prossima slide. Possiamo da una parte sicuramente agire su speranza e ottimismo. Allora, qui devo fare una precisazione perché speranza e ottimismo sono delle parole molto belle, ma come dire, per speranza e ottimismo noi non intendiamo un superficiale incoraggiamento, vai che ce la fai, comunque vada, andrà tutto bene. Abbiamo con la collega delineato come dire, alcune minacce che esistono e non possiamo ignorarle. Cosa intendiamo invece per speranza? La speranza è proprio la motivazione che si nutre nei confronti della possibilità di raggiungere determinati obiettivi, determinati risultati. La speranza va in qualche modo parallela, diciamo, all'ottimismo. Cosa identifica l'ottimismo? L'ottimismo si riferisce al modo in cui io mi spiego gli eventi che mi accadono. Esempio, ho preso un brutto voto in scienze. Ecco, capitano sempre tutte a me, sono veramente sfortunato, non me ne va dritta una. Fatalismo, lo definiamo fatalismo. Oppure, ho preso un brutto voto in scienze. Si sa, la professoressa ce l'ha con me, la prof è veramente cattiva. Causa esterna. Invece su cosa dobbiamo agire? Dobbiamo agire sull'internalità, cioè sul far sì che la persona percepisca gli eventi che le accadono come attribuibili a cause interne e quindi la persona così ha la sensazione di avere un maggior controllo sugli eventi che le capitano. Quindi questo da un lato. D'altro lato però, e lo vediamo nella prossima slide, d'altra parte noi non possiamo ignorare le barriere e gli ostacoli contestuali e dobbiamo aiutare le persone ad esserne consapevoli, a conoscerle. Qui ho voluto riprendere l'esempio che già ha portato prima la collega, cioè quello legato alle differenze di genere. E approfondendolo ulteriormente, perché vedete qui vi ho riportato i dati relativi al gap retributivo tra uomini e donne, che è veramente impressionante perché i dati Istat ci dicono che nel 2018 nell'Unione Europea le donne hanno guadagnato in media il 14,8% in meno degli uomini e il gap si fa tanto più ampio, tanto più diciamo sale il diciamo così, livello professionale. Vedete che per le figure manageriali il gap è veramente, veramente molto ampio.
Perché ho voluto portare l'esempio del genere femminile? Perché in realtà la questione femminile è del tutto particolare, in quanto si tratta di un gruppo sociale che subisce discriminazioni, stereotipi, proprio come se si trattasse di una minoranza, quando in realtà a livello numerico quella femminile non si può definire una minoranza. Andiamo allora con la prossima slide a vedere quello che è invece il fenomeno che insomma è stato oggetto di studio, che caratterizza proprio diciamo, le persone che appartengono ad un gruppo minoritario. Il fenomeno del minority stress, che dobbiamo noi figure di riferimento considerare. Qui ho voluto portarvi l'esempio riferito alla categoria delle persone LGBT+, però in realtà l'esempio è estendibile a tutti coloro che in qualche misura fanno parte di un gruppo sociale minoritario. Pensiamo a magari gli stranieri che si trovano in Italia, le persone con disabilità e via dicendo. Che cosa si intende per minority stress? Si intende il fenomeno per cui se io appunto faccio parte di un gruppo sociale minoritario e so, perché lo so, perché i dati me lo dicono, che la possibilità di subire delle discriminazioni sul luogo di lavoro sarà molto elevata, perché vedete, nel caso della categoria LGBT+, il 13% riporta di essere stato rifiutato in ragione della propria identità sessuale, il 4,8% di essere stato licenziato e addirittura il 19% di aver subito un trattamento ingiusto sul lavoro. Ecco, se io appartengo ad una di queste categorie e so che la probabilità è alta di subire uno stereotipo, una discriminazione, cosa farò? Probabilmente tenderò ad autoprecludermi alcune possibilità professionali, alcuni o formative, alcuni percorsi, e lo farò in qualche modo per proteggermi. Facciamo un esempio, magari un uomo omosessuale potrebbe, il cui sogno, il cui interesse, la cui vocazione anche è quella di entrare nella polizia, potrebbe rinunciare e preferire un ambiente di lavoro che è considerato, diciamo, più accogliente, come per esempio un ambiente di lavoro a prevalenza femminile o un tranquillo lavoro come impiegato. E guardate, questo è davvero qualcosa di concreto. Noi vediamo molti ragazzi e per esempio mi viene in mente l'esempio dei ragazzi di origine cinese, che molto spesso sono orientati, propensi per un percorso nel mondo della ristorazione. Allora, sicuramente molti di loro lo fanno per reale interesse e vocazione, però oggettivamente quella della ristorazione per loro è, per la loro categoria, per il loro gruppo, è un mondo considerato, diciamo, più accogliente. Allora, capite qual è qui la questione? Il punto fondamentale è che noi adulti, noi genitori, noi insegnanti, noi operatori, non possiamo non tenerne conto, perché certo, da una parte è naturale, vogliamo proteggere il ragazzo, la persona, dall'altra però rischiamo anche in qualche modo di farci veicolo dello stereotipo e di perpetrarlo. Passiamo alla prossima slide e cerchiamo allora di passare, visto che abbiamo introdotto il tema delle figure di riferimento, dei modelli di ruolo, quindi dei ragazzi, a quello che avevamo definito livello medio, quello delle esperienze dell'apprendimento. Il ruolo dell'adulto è fondamentale perché? Perché le credenze dell'insegnante, del genitore, influenzerà, l'abbiamo visto prima con la collega che vi ha parlato dell'effetto Pigmalione, ecco, influenzerà l'atteggiamento che il ragazzo avrà in quel determinato ambito. E qui voglio riprendere
e rafforzare l'esempio della matematica che è stato portato prima all'attenzione. Perché? Perché gli studi ci hanno dimostrato come le credenze degli insegnanti e dei genitori su questo ambito vada proprio a determinare poi l'atteggiamento che il ragazzo avrà nei confronti di quella disciplina. Perché? Perché l'adulto attuerà o tenderà ad attuare dei comportamenti diversi tra maschi e femmine, per esempio incoraggiando e lodando di più i maschi e meno le ragazze, e questo poi avrà una diretta influenza sull'atteggiamento che il ragazzo avrà nei confronti della disciplina, le sue aspettative di risultato e quindi la prestazione. Anche qui, perché ne parliamo? È importante parlarne sempre di più, perché molto spesso noi attuiamo questo tipo di comportamenti in maniera del tutto inconscia e in assoluta buona fede. Ragionarci è il primo passo per, come dire, metterci tutti noi un po' in discussione. E quindi adesso andiamo avanti e passiamo proprio in qualche modo al cuore, possiamo dire, dell'orientamento, e in particolare di un orientamento attento alla sfida posta dagli stereotipi, che è il livello che abbiamo chiamato micro, quello proprio della singola persona e della consapevolezza individuale. E qui ritengo fondamentale introdurre quello che è il concetto dell'autoefficacia. Perché? Cosa va a definire l'autoefficacia? L'autoefficacia, le credenze anzi di autoefficacia sono tutte le credenze nutrite dalla persona riguardo le proprie capacità di attuare i comportamenti necessari per raggiungere determinati risultati, e quindi la capacità che la persona ritiene di avere di esercitare un controllo sugli eventi della propria vita. Cosa ci dicono le credenze di autoefficacia? Ci dicono che le persone tenderanno a provare maggiore interesse nei confronti di quelle attività che pensano di essere in grado di svolgere. E qui vi ricordo l'esempio della matematica e quelle attività per le quali si aspettano, ritengono di avere delle aspettative di risultato migliori, e per contro tenderanno ad evitare o comunque non gradire delle attività per le quali si sentono incompetenti e avranno delle aspettative di risultato minori. E qua vi assicuro che molto spesso i ragazzi tendono a confondere ciò che mi piace con ciò che mi riesce bene. Quindi diventa davvero importante rifletterci con loro e farlo non quando, come dire, si deve compiere una scelta imminente, penso a quella per esempio della scuola superiore, ma l'abbiamo visto prima, fin dall'età prescolare, quando alcune categorie iniziano già, come quelle di genere, quelle etniche, iniziano già a costruirsi e a delinearsi. Passando alla prossima slide, vediamo come le credenze di efficacia abbiano davvero un grande potere, una grande risonanza, perché vanno a influenzare gli obiettivi che mi pongo, la persistenza profusa per il raggiungimento di quegli obiettivi, le emozioni che sperimento lungo il percorso. Sarà frustrazione al primo ostacolo che incontro, o quando troverò una barriera, perché abbiamo visto le troverò le barriere, gli ostacoli, sarò in grado di attuare delle strategie per, diciamo, camminarci attorno e superarle. E la scelta dei compiti e delle attività che preferirò svolgere. Andiamo avanti e vediamo quindi, per riassumere un po', ecco, quello che abbiamo definito come arma contro lo stereotipo, su che elementi possiamo lavorare per costruire la consapevolezza individuale? Sugli interessi, quindi ciò che mi piace svolgere, le attitudini, il mio metodo di studio,
quindi il modo in cui io preferisco studiare, quello che è più adatto a me, il vestito più adatto a me, quello che noi diciamo sempre ai ragazzi. E poi ancora la motivazione, i miei valori personali, ma anche professionali e l'autostima, come mi vedo, come mi valuto. Lavorare su questi elementi significa proprio fornire alla persona una bussola, come dire, alcuni punti fermi sui quali fare affidamento nel contesto di incertezza che abbiamo delineato all'inizio. Ora cerco proprio velocemente di darvi, passando alla slide successiva, così alcuni spunti, diciamo, di riflessione su quelle che in realtà sono le tantissime azioni concrete che noi nel nostro quotidiano possiamo attuare per combattere la minaccia della discriminazione e dello stereotipo. Secondo noi è fondamentale partire dall'educazione al riconoscimento dello stereotipo. E come lo faccio questo? Lo faccio prima di tutto rendendomi consapevole del fatto che tutti noi siamo allo stesso tempo vittime di stereotipi, perché a tutti noi sarà capitato almeno una volta di subire un pregiudizio per l'appartenenza a un determinato gruppo, categoria sociale, ma allo stesso tempo tutti noi sicuramente siamo anche promotori, tra virgolette, di qualche tipo di discriminazione e di stereotipo. Allora, anche con delle semplici domande guida per una riflessione, possiamo iniziare a rendercene conto, chiedendomi: ho mai giudicato qualcuno in modo pregiudiziale? E quando è che mi sono io sentito giudicato in modo pregiudiziale? Il riconoscimento però non è sufficiente, serve fare un passo ulteriore. Nel momento in cui ho riconosciuto lo stereotipo, cosa posso fare? Come posso reagire? Ma proprio nel concreto, che parole posso usare per, tra virgolette, denunciarlo? Andiamo avanti e vi faccio vedere anche un altro passaggio che possiamo fare, soprattutto con i ragazzi, e mi piaceva così partire da alcune immagini. Perché? Perché il fatto è che tutti noi, in qualche modo, e più ci riflettiamo, più ce ne rendiamo conto, tendiamo a attribuire alle persone delle narrazioni, chiamiamole così, delle storie che sono in realtà frutto di categorizzazioni che, l'abbiamo visto, abbiamo iniziato ad introiettare fin da piccoli. Allora, guardo la prima immagine e probabilmente vedo prima di tutto una donna di origine afroamericana. Solo dopo vedo un medico. Guardo la seconda immagine, vedo un disabile al computer. Solo dopo vedo Mario, graphic designer presso un'importante multinazionale. Nella terza immagine vedo un papà che probabilmente sta stirando perché quel giorno la mamma è malata e non può farlo lei. Capite? Decostruire le narrazioni può essere uno strumento di riflessione da portare poi ancora più in profondità, come lo vediamo andando avanti, lavorando su il concetto di competenza. Cioè, possiamo, partendo da alcune semplici immagini, non so se possiamo andare avanti e vedere anche forse l'altra, ne avevo messe due, no, torniamo pure indietro, scusate, e partiamo comunque da questa. Ecco, come possiamo lavorare sul concetto di competenza? Cercando di un pochino, ancora una volta, decostruirle, cioè quali sono, esistono competenze maschili e femminili? Vedo queste immagini, quali sono le abilità necessarie per svolgere questo lavoro? E si tratta di abilità normalmente attribuite di più ai maschi o alle femmine? E via dicendo. E ancora mi posso chiedere, ma
queste persone questi lavoratori avranno dovuto, come dire, affrontare e superare degli ostacoli per svolgere quella professione? E quindi su cos'è che possiamo insistere? Lo vediamo procedendo. Su il valorizzare le storie individuali, centrando l'attenzione su che cosa? Su che cosa sono io come persona, cioè che cosa so fare, quali sono le mie competenze, competenze inteso come diciamo conoscenze messe in atto in un contesto che non è solo quello lavorativo, ma contesti di tutti i giorni. Che cosa so fare? Quali sono le mie abilità? Come so essere? Quali sono le mie competenze, diciamo, trasversali che so mettere in gioco? E ancora, un'altra strategia che davvero secondo noi è molto efficace, e anche qua ci sono delle buone pratiche che vi invitiamo anche a approfondire se qualcosa che pensate vi possa interessare ed essere utile. Quello di fare uso di testimonianze e di un approccio peer-to-peer. Faccio degli esempi concreti, esistono varie buone pratiche, per esempio di peer counseling tra persone con disabilità, oppure di tutoraggio alla pari tra magari ragazze che vogliono intraprendere un percorso in discipline scientifiche e matematiche e via dicendo. Cioè l'approccio alla pari e il far uso di testimonianze significative instaura proprio quel modello di ruolo con la persona portatrice della testimonianza che fa vivere proprio la fiducia nel processo di emancipazione. Attraverso cosa? Attraverso il rispecchiamento con l'altro, le cui caratteristiche sono simili alle mie per qualche aspetto. Perché? Perché se è stato possibile per lui, lo sarà probabilmente anche per me. In gruppo quello che si attiva è quello che noi definiamo effetto risonanza, in cui la narrazione dell'altra persona, la sua esperienza, il suo vissuto stimola nell'altro la sua rielaborazione e la sua interiorizzazione, e quindi anche l'attivazione e la messa in pratica, l'azione proprio. E quindi, per concludere, un orientamento attento alla sfida degli stereotipi, ma in verità l'orientamento a tutto tondo su che cos'è che lavora, qual è il suo obiettivo, quello dell'empowerment. L'empowerment letteralmente è proprio il dare potere alla persona, rappresenta la possibilità dell'individuo di in qualche modo rafforzare le proprie potenzialità e utilizzare anche le risorse sociali in maniera consapevole. Per questo distinguiamo tra empowerment individuale, che è proprio quella, diciamo, sensazione di maggior controllo che ha la persona sulla propria vita, ma anche l'empowerment sociale, che è invece la componente della legittimazione della propria voce all'interno della società, pur nella consapevolezza delle barriere e ostacoli che esistono. Cosa significa? Che, come dire, io non sono una donna, tra virgolette, non sono un disabile, non sono uno straniero, cioè non sono né il mio genere sessuale, né la mia provenienza geografica, né la mia condizione di persona con disabilità. Sono una persona con delle caratteristiche uniche, caratteristiche le quali attraverso, diciamo, il potenziamento delle stesse, anche con l'orientamento, posso mirare a un'autonomia decisionale e quindi a una piena consapevolezza e potere sul mio percorso di sviluppo personale e professionale di crescita futura. Ecco, con questo noi abbiamo concluso il webinar. Con la prossima slide però vi lasciamo in sovrimpressione il nostro contatto
al quale davvero vi invitiamo per qualsiasi domanda, qualsiasi anche desiderio di approfondimento o dubbio, di scriverci, di contattarci e volentieri insomma risponderemo a tutti i vostri dubbi, tutte le vostre domande. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Grazie.